Benvenuto, sono il dottor Alessio Veneziano, terapeuta e fondatore di Neurobalance, il programma per la cura dei dolori persistenti. Quello che stai per intraprendere è un esercizio di immersione profonda, pensato per ristabilire il tuo naturale flusso energetico e per aiutarti a sciogliere i blocchi emotivi e fisici ad un livello profondo. Questo esercizio è probabilmente uno dei migliori che troverai in rete, quindi prenditi il tempo e lo spazio per completarlo senza interruzioni. Adesso trova uno spazio comodo per sdraiarti o sederti. Se hai bisogno di una coperta, questo è il momento giusto. Inizieremo tra 10 secondi. Concediti ancora qualche secondo per trovare la tua posizione. Bene. Adesso chiudi gentilmente gli occhi. In questo momento stai chiudendo le porte dietro di te e dentro di te. Non solo quelle fisiche, ma quelle della prestazione, della spiegazione e della tensione mentale. Permetti ora al respiro di trovare il suo ritmo naturale. Con ogni respiro la mente si acquieta e il corpo inizia a rilassarsi di conseguenza. Non preoccuparti di nulla adesso. Semplicemente segui la mia voce ed entra in un viaggio di compassione e di guarigione. In questo momento puoi ascoltare, puoi fermare la mente, perché ti stai focalizzando sul respiro e sul suono della mia voce. Ci troviamo adesso al livello 3, il livello 3 di rilassamento, e ripeti mentalmente e visualizza il numero 3, e ripeti nuovamente il numero 3 e visualizzano mentalmente, e ancora una volta 3. Ad ogni livello discendente, il tuo corpo entrerà in un nuovo stato di relax, sempre più profondo. Porta adesso l'attenzione al cuoio capelluto. Percepisci un formicolio, forse del calore, o magari semplicemente una vibrazione. Adesso lascia andare ogni tensione nel cuoio capelluto. Scendi alla fronte e lascia che si distenda. Rilassa le palpebre, gli occhi e le guance. La tua mandibola si scioglie e la lingua si adagia e tocca dolcemente il palato. Porta l'attenzione alla gola e rilassala dentro e fuori. Rilassa le spalle, come se ogni peso scivolasse giù adesso. Rilassa il petto
Respira nel cuore e rilassa l'addome. Lascia che si ammorbidisca. Scendi adesso al bacino e rilassa le cosce. Rilassa le ginocchia, i polpacci, le caviglie e i piedi. Tutto il tuo corpo è rilassato. Ti trovi al livello numero 2 adesso. Visualizza il numero 2 3 volte. Ripeti mentalmente il numero 2. Sei entrato in un livello dove la tua mente è quieta e aperta. Questo è uno spazio interiore molto profondo. In questo livello, qualsiasi pensiero ti attraversa non ti turberà e sei perfettamente immobile. Godi di questa pace perché ti servirà per il passo successivo. Visualizza adesso il numero 1 e ripetilo mentalmente 3 volte. Stiamo entrando dentro il tuo centro interiore. Sei al livello numero 1 e puoi quasi toccare il tuo sé, colui che osserva, colui che è abbondante, il tuo sé compassionevole. Da questo spazio puoi osservare con curiosità, gentilezza e compassione. Ora scenderemo più in profondità, molto più in profondità. E tra poco conterò dal numero 10 fino allo 0. E a ogni numero che scende, tu scenderai con me verso uno stato più profondo e più sicuro. Quando arriveremo allo 0, sarai nel tuo spazio più interno, dove il tuo corpo potrà dialogare direttamente con te e dove la tua parte più saggia sarà ascoltata. Preparati. Dieci. Il corpo si abbandona. 9. La mente rallenta. 8. Senti il tuo corpo sempre più leggero. 7. Sempre più in profondità. 6. Sempre più in profondità. 5. Siamo a metà strada. 4. Le tensioni si sciolgono completamente. 3. La quiete si espande dal cuore. 2. Un altro passo ancora. 1. Sei quasi nel luogo più profondo che tu abbia mai toccato. Non avere paura, sarò io a guidarti. 0. Sei qui,
nel tuo spazio interiore più vero. Vedi, qui non c'è nulla da temere. Sei protetto, sei protetta, sei nel sé. Assapora per qualche secondo questo spazio di quiete e allunga leggermente l'espirazione nei prossimi respiri. Ora, da questo stato profondo, invita a emergere una parte di te che vuole essere ascoltata. C'è una parte del tuo corpo dove forse stai sentendo del disagio. Focalizzati su quella. Non forzarti, questa parte emergerà da sola. Si tratterà forse di tensione, paura o stanchezza. Lasciala mostrarsi. Porta semplicemente la tua attenzione lì dove si trova nel corpo. Non usare la tua mente analitica, non c'è nulla da pensare adesso, solo da sentire. Ricorda che sei nel sé, sei l'osservatore. E da questo luogo profondo rivolgiti direttamente a lei, a questa parte, quella parte di disagio, come se fosse un'intelligenza a cui puoi parlare. Semplicemente presentati e dille: sono qui, piacere. Puoi mostrarti a me, voglio conoscerti. Nota come ti senti mentre questa parte di disagio emerge. Come ti fa sentire? Forse c'è della tristezza, forse della paura, magari della rabbia. Semplicemente nota il tuo stato emotivo, mentre il tuo sé, con curiosità, prende consapevolezza di questa parte del tuo corpo. Qualunque cosa tu senta, lasciala andare, lasciando andare quindi il giudizio. Parla con questa parte di te adesso, quella che ti fa sentire del disagio, e ripetile queste frasi mentalmente, rivolte verso quella parte. So che vuoi proteggermi, ma permettimi di sentirti, solo per pochi minuti, di conoscerti. Voglio ascoltarti. Non avere paura se mi avvicino. Ringrazia adesso questa parte per essersi fatta viva. Con coraggio entriamo dentro questa parte di disagio e dille: che cosa vuoi che io sappia di te? Aspetta e lascia che arrivino immagini o sensazioni. Che cosa vuoi che io sappia di te? Fai un'altra domanda. Di che cosa hai paura?
Forse questa parte teme che tu venga ferito o ferita, come è stato in passato. Chiedile: cosa pensi che succederebbe se mi lasciassi andare adesso? Ascolta la risposta, come sensazione o come immagine. Fai un'ulteriore domanda. E se ciò che temi fosse già guarito e non avessi più bisogno di te? Semplicemente ascolta, non giudicare, senti, non c'è nulla da pensare. Dentro di te questa intelligenza sta ascoltando e sta iniziando a capire che tu puoi dialogare con questa parte. Chiedi adesso a questa parte: quanti anni pensi che io abbia? E lascia che il numero arrivi nella tua mente, come un flash. Quanti anni pensi che io abbia? Se non è la tua verità, semplicemente dille la tua verità adesso. Per esempio, io ho 50 anni. Spiega con sincerità che non sei più quella bambina o quel bambino. Oggi posso ascoltarti e proteggerti io, dille. Spiega che non hai più bisogno di quella protezione e osserva come reagisce la sensazione. Ripeti: oggi posso ascoltarti e proteggerti io. Fai un'altra domanda. Di che cosa hai bisogno da me ora? Di che cosa hai bisogno da me d'ora in poi? E ascolta la sua richiesta. Potrebbe essere semplice la risposta. Magari vuole solo più ascolto, più riposo, più fiducia e meno giudizio. Ora ringraziala e dille: grazie per aver cercato di proteggermi, parte di me. Anche attraverso queste sensazioni dolorose. So che non sei mia nemica, ma un'alleata, e che sei qui per aiutarmi nel mio percorso di crescita. Senti come questo riconoscimento cambia il suo modo di essere. Respira. Lascia andare il respiro adesso. Non lo trattenere. Adesso ci portiamo a uno step di guarigione ancora più profondo. Stiamo parlando di un'antica pratica hawaiana di riconciliazione con delle parti di te. Sono 4 frasi semplici che pronuncerai dentro di te tra pochissimo e le rivolgerai a questa parte di disagio, a te stesso e al divino in contemporanea. In base alle tue credenze, potrai scegliere semplicemente di rivolgerle a te o alla parte dolorante. Se vorrai, potrai fare ancora quello spazio verso il divino, quello step,
rivolgendo queste parole anche a lui o a lei. E lascia che ogni frase scenda lentamente dentro di te, come una goccia nell'acqua. Per prima cosa, riconosci il dolore che questa parte ha portato per te e dille con dolcezza: mi dispiace. Mi dispiace per non averti ascoltato fino ad ora, per averti lasciato sola con il tuo peso. Ripeti nuovamente dentro di te: mi dispiace. Ora chiedi di essere liberato da quel peso. Perdonami. Perdonami se ti ho ignorato, se ho combattuto contro di te invece di accoglierti. E allo stesso tempo io perdono te. Ripeti: perdonami. Ora apri il cuore verso questa parte di te e dille: ti amo. Ti amo anche quando fai male, anche quando hai paura, perché sei una parte di me. Lascia che queste parole sciolgano ogni residuo di tensione e ripetile: ti amo. E infine riconosci tutto ciò che questa parte ha fatto per te. Grazie. Grazie per avermi protetto, grazie per essere emersa oggi. Grazie per fidarti di me. Ripeti: grazie a questa parte. Ripeti nuovamente: mi dispiace. Perdonami. Ti amo. Grazie. Lascia che queste vibrazioni, queste 4 frasi continuano a risuonare dentro di te come un'onda calda che attraversa tutto il corpo, riportando equilibrio dove c'era conflitto. Mi dispiace. Perdonami. Ti amo. Grazie. Spiega ora a questa parte di te che non sarà l'ultima volta che sarai qui a parlarle. Da oggi ci sarà un dialogo costante, quotidiano, fatto di fiducia, di rispetto e di accoglienza. Dile che non sarà l'ultima volta che la vedrai, che le parlerai. Da oggi potrai ascoltarla, a patto che cambi la sua funzione, una funzione che ti permetterà di crescere e non più di bloccarti nella tua vita. Lascia che adesso tutto si ammorbidisca dentro di te. Lascia andare il respiro nuovamente e nota come le sensazioni iniziano a cambiare quando vengono ascoltate. E ora è il momento di ritornare gradualmente al presente. Vedi, qualcosa dentro di te è già cambiato adesso, anche se non te ne rendi conto. Il tuo corpo ha ascoltato, le tue parti hanno parlato e il tuo sé è stato presente. La tua percezione dei dolori e dei sintomi
non sarà più la stessa da oggi in poi. Tra poco conterò da 0 a 5 e ad ogni numero ritornerai più sveglio, più presente, con una maggiore chiarezza mentale. Quando arriverai al numero 5, il dolore e le sensazioni avranno preso un'altra funzione e non ti sentirai più nel suo peso. Esse si presenteranno in modo diverso, forse più morbide, forse più leggere, meno minacciose. Ti sentirai più calmo, più calma nell'affrontare la situazione di disagio, perché sai che sei in un costante dialogo amorevole da oggi in poi. Oggi entri in una nuova versione di te, un po' migliore rispetto a quella precedente. 0. Una base di quiete rimane con te. 1. L'energia risale e il dolore inizia già a cambiare forma. 2. Il respiro diventa più vivo. 3. C'è più spazio dentro di te. 4. Una nuova forza si stabilizza in te. E 5. Apri gli occhi, torna completamente presente, radicato, calmo, diverso. Il dolore ora non è più lo stesso, perché tu non sei più la stessa persona che è entrata in questo stato. Hai fatto un lavoro profondo, coraggioso e trasformativo. Congratulazioni. Ti invito a ripetere questa meditazione giornalmente per ottenere i massimi benefici. Io sono il dottor Alessio Veneziano, terapeuta e fondatore di Neurobalance. Se vuoi approfondire con questo percorso, guarda il link in descrizione. Alla prossima.